Ecco la vista di cui godrebbe un fortunato cliente del lussuoso Grand Hotel Marino lungo la spiaggia cagliaritana del Poetto. Di fronte un mare che brilla sotto il sole di marzo, spostando lo sguardo verso destra la Sella del Diavolo, luogo simbolo della città. Un sogno che secondo i riformatori sardi si può e si deve realizzare con un immediato annullamento della gara da parte della Regione che spazzi via il progetto di casa di cura socioassistenziale e una nuova gara che eviti i tragici errori del passato. L'unica destinazione possibile per i riformatori è un albergo di lusso. Dobbiamo evitare di impostare attività economiche che poi richiedano l'aiuto pubblico per essere mantenute, come strutture sociosanitarie che richiedono posti convenzionati. Un albergo si potrebbe reggere sulle proprie gambe, creerebbe posti di lavoro senza gravare sulle casse pubbliche. E noi crediamo che questo sconcio che c'è alle mie spalle sia un disastro per la città e soprattutto non venga usato ancora per ciò che serve, cioè creare lavoro e opportunità per i cagliaritani e per i sardi. Abbiamo preparato delle cartoline in cui chiediamo che questo diventi un albergo e che l'ex Esit ridiventi un albergo, che spediremo e distribuiremo in città al Presidente della Regione per chiedergli questo, e faremo una raccolta delle firme tra i cagliaritani perché i due ex ospedali marini, vorremmo chiamarli così entrambi, vengano quanto prima dedicati all'uso alberghiero, che è l'unico uso economico utile alla città di Cagliari.